tutti, io sono la dottoressa Valentina Pera, psichiatra del CSM di Gemona del Friuli. In collaborazione con il dottor Alberto Neri e con Daniela Castellani del Centro Cinofilo Lupo Nero abbiamo ideato e abbiamo portato avanti un progetto che ha il nome di Progetto BAO, che è iniziato già nell'agosto 2015 e tuttora continua. Il progetto si svolge per 2 volte al mese per 3 ore consecutive e partecipano degli utenti giovani del centro di salute mentale di Gemona e utenti che provengono dal Tarvisio. Il cane permette di sperimentare un'alternativa riabilitativa interessante rispetto a tecniche e terapie tradizionali che non riescono a superare le barriere comunicative. È uno strumento di comprovata efficacia in quanto motivante, coinvolgente gli utenti e demedicalizzante. In un'ottica di attenzione alla persona come soggetto attivo nel superamento delle problematiche psicologiche, fornisce alla persona elementi e indicazioni utili al raggiungimento di un rapporto migliore con il proprio sé e una maggior gestione delle proprie emozioni, inducendo così una serie di effetti benefici sia a livello fisico, psichico, relazionale e motivazionale. Durante lo svolgimento del progetto abbiamo avuto dei risultati molto positivi con persone che sono piuttosto passive, che fanno fatica a relazionarsi e a comunicare con gli altri. Attraverso il contatto con gli animali, con il cane, sono passate sensazioni, emozioni e sentimenti. Questi vissuti sono stati poi ripresi dal terapeuta e trasformati in pensieri, parole e poi consapevolezza. Quindi la presenza del cane ha favorito nuove dinamiche psicologiche ed educative. I ragazzi hanno stabilito dei legami affettivi tra di loro importanti, è stata incoraggiata la socializzazione e hanno acquisito un maggior senso di responsabilità e di autostima. L'animale, diversamente dall'uomo, non evoca giudizi, condanne o delusioni, ma invece offre una relazione pulita e immediata, eliminando i doppi messaggi, incoraggiando la socializzazione e restituendo un feedback molto positivo di rinforzo e di assertività. Il cane ha facilitato lo sviluppo di una poetica della vita che ha supportato l'autosoddisfazione, il senso di essere presenti nel mondo con le proprie capacità, le dinamiche dell'autostima e quindi una buona qualità di vita. Bene, allora lascio la parola ai miei colleghi, al dottor Alberto Neri, veterinario che ha seguito il progetto, e poi a Daniela Castellani, l'addestratrice. Buongiorno, io sono Alberto Neri, sono un medico veterinario iscritto all'Ordine di Udine dal 2005 e mi occupo nella mia pratica quotidiana di medicina e chirurgia degli animali da compagnia. Mi sono fatto coinvolgere volentieri dalla dottoressa Pera in questo progetto perché penso che qualsiasi occasione possa contribuire a migliorare il rapporto uomo-animale sia importante da accogliere, e in questa ottica appunto volentieri anch'io partecipo a questo progetto. Sia con la dottoressa Pera che con Daniela ci conosciamo già da tanti anni, per cui la collaborazione che c'è fra di noi aiuta a rendere più omogenea la formulazione del progetto che abbiamo intrapreso. Chiaramente per quello che riguarda la mia parte io mi occupo specificatamente di argomenti di veterinario, per cui siamo partiti con i ragazzi da un po' quella che è la storia del rapporto tra uomo e cane, come si è sviluppato nel corso di migliaia di anni, partendo dal cane da lavoro e quindi dall'utilizzo pratico dell'animale fino ad arrivare al giorno d'oggi in cui il cane è principalmente un animale da compagnia, non unicamente ma diciamo principalmente. Ai ragazzi nel corso delle lezioni teoriche che noi facciamo ho cercato di seguire uno schema in cui innanzitutto volevo che capissero qual è il mio lavoro, di che cosa mi occupo e quelle che sono le cose più importanti, cioè partire da quelle che sono le corrette profilassi vaccinali da fare a un cane, l'uso degli antiparassitari,
e quindi tutte le malattie parassitarie che possono riguardare un animale, e queste sono cose che io spiego abitualmente ai miei clienti e che sono cose che sono importanti anche da parte di chiunque possegga un animale, perché fanno parte della routine della corretta gestione sanitaria dell'animale. Poi abbiamo un po' affrontato argomenti di anatomia, soprattutto con l'ottica di capire quanto simili siamo, nonostante le apparenze magari possano non farlo sembrare, ma ci sono più analogie di quelle che si può pensare. Siamo passati poi a vedere un po' quelle che sono le patologie più frequenti e quindi magari rendersi conto di quando un animale sta poco bene, sempre conseguente a questo gli esami di laboratorio, gli esami di diagnostica collaterale che si possono fare e come interpretarli, perché gli esami del sangue sono molto più simili ai nostri di quanto uno potrebbe pensare, una radiografia, un'ecografia altrettanto. Abbiamo fatto anche delle lezioni per spiegare un po' qual è il ciclo riproduttivo della cagna, quindi come e quando può rimanere incinta una cagna, come accudire ai cuccioli, quelle che sono le patologie più frequenti con cui i cuccioli possono nascere, un po' tutti gli argomenti correlati a questo, fino ad arrivare alle ultime lezioni in cui ci siamo occupati un po' di quella che possiamo mettere sotto il nome di medicina d'urgenza, cioè che cosa fare o quali sono le basi di un primo soccorso che può fare il proprietario o chi sta accudendo l'animale anche da solo prima di arrivare dal veterinario, o quello che può fare anche senza il veterinario. Chiaramente tutte le lezioni teoriche che abbiamo fatto sono aperte a domande e curiosità da parte dei ragazzi e sono continuamente modificabili, perché i ragazzi interagiscono durante la lezione, non è una lezione chiusa e io volentieri posso adattare gli argomenti via via che la lezione viene svolta, così come preparare argomenti nuovi in base a quelle che sono le loro curiosità. E la parte invece di Daniela adesso è a lei. Va bene, buongiorno, sono Daniela Castellani, sono istruttore cinofilo riconosciuto ENCI e gestisco da ormai una quindicina d'anni un centro cinofilo un po' particolare, nel senso che ho sempre creduto nel fatto che il cane possa essere un ottimo mediatore non solo fra uomo e natura, ma anche fra persone. Per cui veramente quando la dottoressa Pera mi ha proposto questo percorso da fare con i ragazzi sono stata entusiasta. Devo ricordare anche che ovviamente per portare avanti un discorso di tra virgolette pet therapy non si può essere soli, qui ci sono solo io, però anche in rappresentanza di tutti i miei collaboratori e anche di collaboratori umani e collaboratori a quattro zampe. In questo caso ho portato uno dei cani che vengono utilizzati per questo percorso, lui è un collie, si chiama Calum. Avendo portato lui, apro una parentesi sul discorso dell'utilizzo dei cani. Io sempre, non mi sono mai basata su una razza in particolare, ma ci sono delle ricerche molto approfondite per riuscire a creare uno staff canino in grado di avvicinare diverse tipologie di persone, persone diversamente abili, ma possono essere anche bambini o comunque persone tra virgolette in difficoltà. Quindi oggi ho portato un collie di 2 anni e mezzo, però abbiamo utilizzato anche diversi altri cani, quali poteva essere un pastore tedesco ben addestrato, alcuni pastori australiani, un meticcio, un fox terrier e un labrador. Quindi voglio dire, non è la razza, ma è cercare il soggetto che abbia determinate caratteristiche. Allora, queste caratteristiche fondamentalmente sono una socievolezza, un fatto che il cane deve essere orientato verso le persone, perché io nel corso degli anni, avvicinando diverse persone in difficoltà, ho visto che la persona desidera che questo cane si metta in relazione proprio guardando negli occhi, quindi questi cani devono essere sociali, non deve esserci traccia di aggressività né verso gli umani né verso i loro simili compagni di lavoro, devono aver compiuto almeno un anno di età, perché il cane deve essere adulto più o meno, e aver almeno appreso le regole base
di un addestramento che si definisce normalmente cane buon cittadino, in cui il cane impara degli ordini base che deve comunque essere in grado di fare anche in diverse situazioni, in diversi ambienti. Ovviamente un cane deve essere anche coraggioso, anche se è una parola un po' umana, e deve avere una buona tempra, cioè deve essere un cane che reagisce alle situazioni avverse in modo positivo, perché non tutte queste persone che diciamo intraprendono un percorso hanno un corretto controllo del proprio corpo, per cui il cane non deve mai reagire in maniera né paurosa né aggressiva, quindi c'è una ricerca importante. Anche perché, ripeto, in questi percorsi, tra virgolette, sempre di pet therapy, la persona deve essere portata gradualmente proprio al contatto con il cane. In questo progetto noi ci occupiamo di due parti, una parte teorica e una parte pratica. La parte teorica in questo anno e mezzo abbiamo cercato di affrontare tantissimi temi, dal linguaggio del cane, come ci si avvicina a un cane, come si dovrebbe gestire un cane in famiglia, un minimo di educazione che va data, la cura del mantello, quindi abbiamo pian piano insegnato a questi ragazzi come si spazzola, come si pettina un cane, come va anche curato nella sua vita quotidiana, le cose da guardare. Ovviamente i cani che lavorano con noi sono tutti vaccinati e ovviamente a livello sanitario molto controllati. E poi altre cose, abbiamo cercato anche di dare una visione del cane a tutto tondo, nel senso abbiamo affrontato temi come il cane al cinema, il cane nell'arte, e addirittura abbiamo portato una volta i ragazzi a visitare una mostra fotografica in cui non era il cane il protagonista, ma c'erano animali selvatici, era un fotografo molto bravo, quindi abbiamo portato a conoscere anche altri animali. Il cane quindi nel cinema, nei film, addirittura nella filatelia abbiamo portato una volta una raccolta di francobolli a tema al cane. E quindi io vedo, almeno abbiamo visto, che questi ragazzi hanno proprio un interesse, un desiderio anche di memorizzare queste cose, ci fanno delle domande e la cosa è molto bella ed empatica. Invece la parte pratica consiste nell'insegnare ai ragazzi come si conduce un cane. All'inizio si usano 2 guinzagli, il cane sta in mezzo, un utente sta da una parte e noi addestratori dall'altra, un addestratore dall'altra, e piano piano i ragazzi vengono portati a essere in grado di condurre il cane, a dare degli ordini minimi senza l'ausilio dell'addestratore. E diciamo che è bello anche vedere, almeno da parte mia, l'entusiasmo di questi ragazzi che ogni volta accolgono il cane con grande affetto, e anche i cani si affezionano ovviamente a loro, quindi è un discorso così umano, secondo me è molto bello, mi pare una cosa che possa avere davvero un futuro. Ringrazio.